Allora, esito finale, intanto stavamo un po' chiacchierando perché, lo diceva anche Argenton, non tutti sono a conoscenza di questi diritti, sono i famosi diritti inespressi di cui lo speech ieri si fa da tantissimo tempo a Paladino, e tanto è vero che le domande sono aumentate dal momento in cui voi sul territorio vi state muovendo, no? Complimenti per il servizio di informazione utile per gli anziani e non, eccolo là, grazie. E quindi grazie anche al nostro telespettatore che rende merito e attesta quanto stavamo dicendo, cioè pochi ne sono a conoscenza. Ecco sì, a parte voi dello speaker sapete tutto. Ribadisco che questi argomenti sono un po' tosti sentirli così per la prima volta, perché le impegnative di cura domiciliare, che ripetiamo è un trattamento economico assistenziale per chi sta a casa, erogato dalla Regione Veneto con dei requisiti indispensabili per poter accedere alla domanda e poi vedere l'esito della domanda che arriverà attraverso anche l'accredito sul conto corrente delle quote previste. Ogni impegnativa di cura domiciliare ha un suo importo e viene ovviamente presentato, accreditato sul conto corrente. Importante è per esempio sapere che l'ICDB, che ha un valore mensile di 120 euro, viene erogata 120 ogni 6 mesi e quindi arriveranno 720 euro 2 volte all'anno, a febbraio e a settembre. Invece per le altre impegnative, l'ICDM e l'MGS, la risposta arriverà direttamente dall'USL di competenza, che ti dirà se sei idoneo o non idoneo ad avere quel trattamento economico. Per l'impegnativa MGS sono 400 euro al mese pagati ogni 3 mesi. Poi mi fermo qua ovviamente perché entrare nel merito di tutte quante è abbastanza insomma ecco, qui la regia gentilmente ci ha rimesso in onda le tipologie, perché se uno non ce le ha a memoria non capisce di cosa stiamo parlando. Allora, vedete l'ICDB è quella che vi ho detto prima di 120 euro al mese, legati alla scheda SVAMA con 11 punti dal gennaio del 2024 e a un ISEE pari a 16.700 euro. È la base Vi questa. ricordo che l'ISEE non è la somma dei redditi, è un calcolo specifico. La casa di abitazione può ridurre l'ISEE, il riconoscimento delle invalidità civili e dell'accompagnamento riducono l'importo dell'ISEE, quindi se avete intenzione di trovare le informazioni e cominciare dall'ISEE, prima di tutto è bene che si sappiano anche queste cose. ISEE sociosanitario con delle caratteristiche, quindi i nostri colleghi del CAF in questo caso, perché si parla di redditi, sono estremamente a conoscenza delle eventuali opportunità. Infatti noi collaboriamo benissimo e tantissimo. In caso di aggravamento della persona non autosufficiente si potrà valutare la possibilità di fruire di altre tipologie, quindi c'è la possibilà di integrarle, di passare ad altre tipologie. Andiamo agli aspetti economici, a questo punto Ivana Fogo, passiamo ai soldi. Sì, certamente, perché insomma questi sono fondamentali. Quindi finanziamento. Allora, noi abbiamo messo lì il finanziamento totale per tutta la regione del Veneto, che abbiamo trovato dentro a questa ultima delibera, e quindi ciò che è stato stabilito, ciò che la regione ha stabilito. Se andiamo a vedere, guardate, questa tabella porta a degli importi che sono suddivisi per il 2023 e per il 2024. Ci tengo a dire che qui dentro voi trovate dei fondi che sono dei fondi FRNA, che vuol dire molto banalmente Fondo regionale non autosufficienza, e quindi sono i fondi che la regione mette, e poi abbiamo l'FNNA, che è Fondo nazionale della non autosufficienza. Quindi noi li abbiamo specificati 2023 e 2024, ma andiamo a vedere il totale sotto, che è quello che ci interessa, no? E quindi va detto che nella regione del Veneto nel 2023
sommando tutte le varie voci, sono stati impegnati 840 milioni, più di 840 milioni per tutta la non autosufficienza, attenzione, e che nel 2024 sono 844 milioni, ok? Quindi cifre anche importanti, però qui dentro c'è tutto, c'è la residenzialità, quindi le case di riposo, la semiresidenzialità, c'è tutto qui dentro, mentre nella slide successiva troviamo che per le impegnative, per tutto quello di cui abbiamo parlato stamattina, quindi per le impegnative di cura domiciliare, questi sono gli importi stanziati sia per il 2023 che riconfermati nel 2024, pari a 109 milioni, quindi di quegli 840 milioni, 109 e 51 mila, insomma, ecco, il resto sono dedicati all'impegnativa di cura domiciliare. Allora, sono tanti, sono pochi. Infatti uno non capisce. Insomma, sono comunque dei soldi, delle risorse importanti. E come dicevo l'altra volta, e anche la Daniela ha continuato a sottolinearlo, non vi mandano a casa la letterina a dire guarda che hai diritto nell'ULSS e nel comune. Bisogna che noi, che il cittadino, che la persona che ha bisogno si attivi. Ma il problema è che poi voi trattate tante volte delle persone anziane sole, non autosufficienti, e ce ne sono tantissime. Come fa la persona a sapere che può accedere a questo? Ecco. Che deve attivare tutta una procedura che magari ha 80 e passa anni, non è più composciuto perfettamente, però riesce a sopravvivere da solo, cioè circondato da persone che magari sì, gli danno una mano, però... È per questo che noi diciamo sicuramente, insomma, i nostri sportelli, sicuramente le nostre sedi, perché avete sentito, noi continuiamo a parlare di SPI, Inca, patronato Inca e CAF. Ma non sarebbe corretto fare una battaglia sindacale? Io vi butto la provocazione, però, al contrario, cioè di dire che automaticamente quando entri in questi parametri arrivano. Grazie. Ma lo stesso, noi l'abbiamo, certo, noi continuiamo a insistere perché la chiamiamo la campagna dei diritti inespressi e là ci mettiamo tutto, ma allora entriamo anche nella questione delle pensioni. Se io maturo un certo diritto, cioè se è un diritto, io mi aspetto che l'INPS me lo mandi a casa, appunto, se è un diritto. In realtà anche lì è solo la domanda e parte dal momento in cui fai la domanda. Se tu ne avevi diritto prima, per esempio, non sempre, anzi credo che non sia proprio retroattivo. Esatto. Una volta era retroattivo qualcosa. Cioè vuol dire che uno si avvicina al giorno della pensione, deve iniziare per tempo a prendersi... Deve vedere, insomma, poi, perché ci sono... Certamente la campagna per i diritti inespressi legata alle pensioni, soprattutto noi naturalmente la indirizziamo soprattutto a chi ha la minima, a chi ha le pensioni, non solo la minima, ma insomma 2 volte il minimo, 3 volte il minimo, quindi stiamo parlando di pensioni molto basse, è vero, perché una pensione al minimo sono 520 euro. Mettiamo intanto le sedi della regia. Sempre lordi, ricordiamocelo. Ecco. Quindi questo non ho capito se la valutazione è rivedibile e se sì, ogni quanto tempo. Sì, certo che è rivedibile, ma deve essere sempre rifatto il percorso, no? Quindi deve sempre... È la certificazione della patologia, chiamiamola, della malattia. Se la patologia aumenta, bisogna... Che poi questa porti a un'invalidità, ma è la certificazione della malattia. Cioè io posso stare bene, poi magari faccio un ictus e divento improvvisamente nel giro di pochissimo tempo un'altra persona. Si parte sempre da una certificazione della patologia, dell'invalidità, dello stato, diciamo, reddituale, adesso per farla. Ecco, allora, tornando a come si può fare, per questo noi insistiamo nel dire anche rivolgetevi comunque anche agli assistenti sociali, agli assessorati sociali dei comuni, no? Va detto che anche adesso qua ci mettiamo anche del nostro, noi insomma facciamo, la chiamiamo negoziazione sociale, quindi noi tra le tante attività che fa lo SPI insieme con la CGIL andiamo a incontrare i comuni, no? Chiediamo gli incontri ai sindaci e ogni volta che andiamo noi che rappresentiamo gli anziani diciamo sempre ma lei signor sindaco sa quante persone sole ha
over 65, e se non lo sanno lo invitiamo a fare un monitoraggio. Certo. Guardate che questo è stato, ricordatevi cos'è stata la pandemia, è stato molto utile. Chissà perché nell'assistenza domiciliare non bastano mai i soldi per colpa dei paletti della burocrazia, cioè dello Stato. Beh, forse sì, nel senso che noi dicevamo 109 milioni dentro agli 840, bastano, bisogna vedere se bastano, dipende anche quanto invecchiamo, quante patologie abbiamo, però insomma io dico, noi diciamo attiviamoci, chiunque ha la possibilità si attivi, chieda, poi se non ha diritto non ha diritto. Assolutamente, noi dobbiamo chiudere perché siamo arrivati al termine, attiviamoci, questo è importantissimo, insomma avete visto le sedi. C'è chi può darvi una mano, informatevi, non lasciate perdere, sono diritti inespressi, ovvero dovete chiedere se avete diritto e fate tutta la procedura. Una volta appurato che il diritto esiste, ci sono anche dei contributi economici che possono essere molto importanti per una qualità di vita migliore. Grazie alle nostre ospiti dello SPCGL, siete state qui con noi molto chiare, in una cosa che è molto complessa, hanno semplicizzato, e a voi naturalmente buon proseguimento, ci vediamo presto, sempre sul canale 19.